Il brand Venezia è sicuramente, già il nome Venezia è worldwide, cioè rappresenta quello che può essere uno stile di vita più che un concetto o una città, nel senso che è unica al mondo, non soltanto il centro storico, ma anche tutto quello che rappresenta l'Interland all'interno. Quindi abbiamo una specificità allungandoci sulla costa, quindi questi 150 km che partono da Chioggia, passando per Venezia, arrivando a Bibione, San Michele al Tagliamento, che veramente ricomprendono quello che può essere un patrimonio. Venezia di per sé, cioè, isola, è un patrimonio dell'umanità, quindi assolutamente va preservato. Però se pensiamo anche alla Riviera del Brenta, con tutto il turismo sulle ville venete, è un bellissimo messaggio che tante volte noi che la viviamo a volte non apprezziamo, ma all'estero è sicuramente apprezzata, ma soprattutto valutata. Ecco, quello che a volte non siamo in grado di fare bene è quello di fare comunicazione. Forse in questo momento storico magari viviamo anche un po' di quello che è stato il pregresso, il Covid, che ci ha aiutato un pochettino un po' di più con questi mezzi multimediali. Però effettivamente comunicare all'esterno quello che sono le specificità della nostra provincia e soprattutto un turista quando viene qui non vede soltanto delle opere d'arte, ma vede una natura stupenda, incontaminata, vede l'architettura fantastica, ci sono i percorsi ciclopedonali, cioè può accogliere dal singolo della persona amante della plein air a colui che è amante della natura, a colui che è amante dell'arte, ma soprattutto si amplia quello che può essere lo spettro dei possibili visitatori, quindi dalle famiglie, perché è accogliente ovviamente per le famiglie, può essere accogliente ovviamente anche per i visitatori di un determinato target, perché ricordiamoci che qui oltretutto c'è un patrimonio di aziende che producono, che sono grandissimi brand anche a livello internazionale. È forse un modo, è un momento di orgoglio ovviamente essere veneziani, ma non soltanto campanilisti nel senso di essere veneziani del centro storico, ma essere veneziani nel mondo. Ricordiamoci che noi abbiamo una grandissima tradizione che deriva dalla Serenissima, dove noi siamo sempre stati un popolo aperto al mondo, aperto alle culture. Ovviamente se uno basta che vada all'interno del centro storico, il fondacò dei tedeschi piuttosto che il ghetto, quindi anche la mentalità è fatta per accogliere colui che è straniero, colui che è, ovviamente viene dall'estero, ma per farlo innamorare. Se oggi tu passi per le calli, piuttosto che vai in giro per le rive, piuttosto che vieni sulle nostre spiagge, tutti quanti ti parlano con orgoglio di quello che è ovviamente Venezia, la costa, quello che è il turismo, perché noi ovviamente siamo una città votata, siamo una provincia votata al turismo ed è stupendo ovviamente poter vivere contaminati ancora tutt'oggi da questa possibilità di ovviamente attrarre tantissimi stranieri. Ecco, oggi rivediamo, dopo tanto tempo, ovviamente il Covid ha fatto l'anno zero un po' per tutti, però oggi ritorniamo a rivedere ovviamente gli americani che popolano ovviamente le nostre coste piuttosto che i nostri centri d'arte, ma ritorniamo a rivedere gli asiatici che ovviamente è un target, pensate, tutto da tutt'altra parte del mondo, un target molto altro, che vive ovviamente, investe sulle nostre città e questo ha un riverbero ovviamente anche come tipo di turismo, ma anche indotto non soltanto sulle attività, ma anche sul tipo di investimenti importantissimo per la nostra città. Tant'è che oggi la prossima sfida è quello effettivamente di essere capaci, oltre di attrarre, ma anche di poter ospitare queste persone e dare i servizi che loro ovviamente richiedono con ovviamente un target che si alza sempre di più.